Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro domenica è il podcast di Radio Bella e Monella con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Buon ascolto! Ciao persone! Bentornati a Senz'altro Domenica, sempre in nostra compagnia Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, e sempre qui naturalmente su Radio Bella e Monella. Questa storia che siete due invece siete tre, no? Ancora capito, lo dici a me che sono Gaetano e non c'entro nel nome, ma come poco importa, noi siamo un trio ormai da quanti anni? 2011, 2011 complimenti, voi a scuola non ci siete stati. Dai, lasciamo fare i conti ai nostri ascoltatori, noi lo sappiamo ovviamente. Soprattutto a chi ultimamente va a scuola, cioè ultimamente chi va a scuola, quindi i conti riesce a farli bene. Questo periodo di andare a scuola è vorrei dire quasi terribile, ragazzi, rispetto ai nostri tempi, perché adesso finisce il primo quadrimestre. Vero? Vi ricordate? Vero. Le temutissime pagelle. Mamma mia. E io voglio veramente fare gli auguri a tutti i ragazzi, anche perché adesso hanno il registro elettronico. C'è un incubo. I genitori vedono tutto in anticipo, i Nostradamus i genitori adesso. Una volta potevi imbrogliare, no? Sì, adesso non lo puoi più fare, ti sgamano subito. Allora, una volta dicevi tre cose. Allora, aspettavi un bel voto per dire quello brutto. Certo. Tipo, ho preso 4 in matematica, ma ho preso 7 in italiano. Solo che il 4 in matematica l'ho preso 6 mesi fa, praticamente. Esatto. Il prof non sa spiegare. Esatto. Ho preso 4 in matematica, ma tutta la classe è andata male. È un classico. Certo. E la terza? No, niente, non dicevo niente, facevo firma falsa. Fate male. No. Rimanete con noi che sta per arrivare anche l'assessore Ciano Contine e ci illuminerà sulle sue politiche per la scuola. Lui Speriamo. che la scuola non l'ha mai fatta, Esatto. secondo me. Senz'altro Domenica è anche un programma politico, vero Gaetano? Ma, insomma, detta così, Dillo, no. Gaetano, Non lo dico perché se lei non fosse il politico in questione potremmo anche farlo, ma in questo caso per me è un programma. Per me è un no, È un no. Vabbè, ho capito. Voi dite che non sono un bravo politico, invece mi annuncio da solo. Allora, va bene. L'assessore Ciano Contine, caro dire ciao persone. Salve assessore, bentornato a Senz'altro Domenica. Tra l'altro, assessore, abbiamo parlato di scuola proprio inizio puntata. Lei immagino che l'abbia frequentata molto poco, no? Ci siamo detti allora, prima. tu hai dei pregiudizi verso di me, invece anch'io. Vi sbagliate, anzi ho caro salutare i miei maestri, i professori che voglio proprio spessare un'arancia. Certo, femo una spremuta. A favore di tutto il sistema scolastico e il Ministero di Istruzione. Nel suo caso senza apostrofo. Esatto, nel suo caso ci sta bene. Senta, nella puntata abbiamo anche voluto fare un test, la puntata scorsa, qualcuno se lo ricorderà, di cultura generale per dimostrare che non è ignorante come sembra. Ma non ci siamo riusciti. Assolutamente no. Datemi una seconda mancia, dai ragazzi. Chance, no manche. Allora, abbiamo preparato altre domande per lei, approfittando della chiusura del primo quadrimestre. Sono pronto. Se lei passa o non passa. Vai, spara. Le dirò una parola, lei dovrà dirmi sinonimi e contrari. Ok. Felici. Sinonimi e contrari. No. Te che te mi dici una parola mi da dire sinonimi e contrari. Sinonimi e contrari. No, lasci stare, vai, proviamo la seconda, vai. Seconda, un quarto d'ora prima delle 13:15 equivale a pranzo. Sì, ma a che ora? Dipende dalle giornate, non è che mangio sempre preciso alla stessa ora, Gaetano. Uno si regola. Tu devi mangiare quando hai fame. Ma ho capito che ingrassi, neanche questa, vado avanti. Allora, un chilometro equivale a 100 metri, 1000 metri, 10.000 metri. Domanda trabocchetto. Domanda semplicissima. Furbi. Furbi, senta, ripeto. A quanti metri equivale un chilometro? Sì, ma a piedi o in macchina? Specifichiamo, perché qua mi vuoi imbrogliare. Ma sempre lo stesso. No, ci metti di più a piedi, Gaetano. Sì, ma la distanza percorsa è sempre la stessa. Quant'è un chilometro in macchina? Un attimo te che metti? Un attimo. Ma se non stai indovinando neanche una. No, dai Marco, l'ultima, dai, sparagli l'ultima. Va bene, facile. Se mi trovo a Monaco, sono imbriago. No, in Baviera. Ragazzi, costa di più l'acqua che a birra, te si imbriago se te vai a Monaco. Dai, l'ultima chance, vai. Ultima domanda. Qual è il tempo dei seguenti verbi? Pioveva, grandinava, diluviava. Brutto. Tanto brutto. E qui la risposta esatta. Grazie ragazzi.
Però io quando parlo di scuola ho sempre un po' di nostalgia. Cioè, io neanche un po'. Non tornerei mai. Però io alle superiori mi sono divertito. È vero, ci sono anche dei momenti, dei ricordi belli, no? Legati alla scuola, li abbiamo tutti. Tu, ad esempio, il tuo ricordo più bello, Marco, qual è? Ma noi eravamo una classe di pazzi. Allora, hanno fatto, come dire, piazza pulita in prima e in seconda. Li hanno bocciati, segati tutti, sperando di avere poi quelli migliori. Non è stata così. In realtà avrebbero dovuto rimasti in 3 l'ultimo anno. 8. Sì. Però questi 8 io mi ricordo delle cose divertentissime. Eravamo una classe di scalmanati. Cioè voi tipo in classe eravate educati, maleducati. È un misto, però non certo maleducati come ci raccontano adesso, diciamo così, però comunque un misto. Tipo, io no, perché io sono stato anche rappresentante di istituto. Anni, pensa che razza di istituto. Benone. Fenomeno. Coordinatore di autogestioni e quant'altro. Scioperi divertentissimi. Noi invece ci siamo tanto divertiti, eravamo pochi e quindi studiavamo, perché alla fine studiavamo, però ci divertivamo molto. C'era un professore, racconto questo aneddoto perché diverte molto i miei bambini, allora racconto in radio. C'era un professore che pretendeva da noi la disciplina. Noi eravamo una classe che non si alzava in piedi quando entrava il professore, a meno che non entrasse il bidello. Allora col bidello tutti buongiorno, meraviglioso. E quando entrava questo professore pretendeva che tutti ci alzassimo in piedi. Allora noi non volevamo più farla questa cosa qua. Un giorno avevamo educazione fisica e quindi avevamo tutto il materiale, avevamo sciarpe, tutte robe. Abbiamo creato un pupazzo in classe seduto in un banco libero, quindi con lo zaino abbiamo fatto il corpo su cui abbiamo messo il bomber, i guanti, bellissimo. Il passamontagna, perché andavo in motorino avevo il passamontagna, il cappello in testa, l'occhiale da sole, proprio reale. Abbiamo aggiunto sul registro il nome Zennaro Luca. No, avete scritto sul registro? Ovvio. No, ma per fortuna non c'erano i social. E quando è entrato in classe il professore, lui se non ti alzavi in piedi ti metteva 2. Ti metteva 2, quindi ti alzavi in piedi. Allora quando è entrato in classe il professore, tutti ci siamo alzati e abbiamo cominciato a dire: alzate. E lui non si è alzato, giustamente, il manichino. Dai Luca, alzate. Zennaro Luca non si è mai alzato. E il prof ha detto: e tu perché non ti alzi? 2. Al che noi ci siamo messi a ridere e insomma è uscito che avevano fatto un pupazzo. In quel momento passava per il corridoio un professore che è entrato in classe perché c'era troppo casino, ha detto: questo casino. Poi ha guardato il professore: con te questo casino. E il prof ha detto: mi hanno fregato. Che bello, almeno apprezzato. Che cosa è successo? Stiamo parlando anni 90. Ha mandato fuori uno a prendere una macchinetta usa e getta e abbiamo fatto la foto abbracciati a Luca Zennaro e il pupazzo per immortalare il momento in cui abbiamo fregato il prof. Allora salutiamo tutti i tuoi ex compagni, ma soprattutto Luca Zennaro. Ciao Luca! Torniamo qui su Radio Belle Monella ad ascoltare belle storie di scuola. Insomma, belle storie di scuola di Gaetano Ruocco Guadagno, componente del trio. Esatto. Ma guarda, allora io potrei raccontarvi delle storie di scuola. Insomma, io ho 50 anni, per cui la scuola che ho fatto io. Non te ricordi neanche più? Non c'era neanche storia quando no, probabilmente no, facevo mia storia. La facevo io. Però detto questo, invece voglio raccontarvi una storia, un aneddoto che è successo prima, all'inizio, agli albori della scuola, quindi all'asilo. Te che avevi all'asilo. Montessori ancora? No, io andavo all'asilo ed eravamo un gruppetto di 4 ragazzi, 4 maschi. Sì, già eravamo grandi, già. No, 4 bambini all'asilo che facciamo proprio squadra, proprio gruppo, una banda. Cioè, in realtà io devo dire, sono sempre stato molto rispettoso delle regole, ma probabilmente dopo l'esperienza all'asilo, perché prima facevamo delle cose tipo, non so, che rubavamo le zollette di zucchero, perché una delle cose che ti davano le suore quando facevi il bravo era la zolletta di zucchero, e quindi noi andavamo nella classe della maestra, uno faceva il palo, uno per rubare le zollette di zucchero, ma già poi già all'asilo. Ma ragazzi, perché continui a rubare? No, non è vero, ma una cosa di cui proprio non so se andare fiero, però è stata. Però se ci pensate dopo, secondo me non avevo paura di dirlo. Un giorno siamo stati chiamati tutti i nostri genitori per informare all'asilo per informarli che eravamo praticamente la banda del buco. Vi chiamavano la noi banda 4 del perché buco. Noi tutti i giorni a ricreazione, non lo so, quando tutti giocavano, noi con un cucchiaio che avevamo trovato
abbiamo iniziato a fare un piccolo buco sul muro dell'asilo. E fare un piccolo buco oggi, un piccolo buco domani, scava, lo coprivamo alla bella e buona, siamo riusciti a passare il muro ed uscire dall'altra parte. Per abituarvi ad evadere. Diciamo forse così. era volevamo evadere, non lo so. Comunque siamo riusciti a fare un buco. Io adesso ci penso. Sì, adesso se ci penso che muro c'era per uscire con un cucchiaio a scavare. Ma non è questo il problema, Gaetano, è che te hai fatto un buco sul muro dell'asilo. Ma non è mica. Ma scusa, ma se faceva i muri li facevano male all'epoca, insomma, adesso fanno dei muri. I cucchiai? Probabilmente sì. Comunque avevo delle esperienze bellissime, li sento ancora. Ma vi vedete ancora con la Sì, li vedo ancora. Quest'anno li vado a trovare a Rebibbia. Ci stiamo raccontando, ci stiamo un po' mettendo a nudo, raccontando le nostre esperienze scolastiche, i nostri anni più belli a scuola. Marco ha raccontato la sua scuola, la sua esperienza alle superiori, io all'asilo. Pippo invece cosa ci racconti? Ora in onda il simpatico raccontino di Pippo Borille. Ero in quarta superiore, anzi, ero in quinta superiore, ero rappresentante. Che tanto per te la quarta o la quinta c'è lo stesso, anni, meravigliosi. Quinta superiore ero rappresentante di istituto e con l'altro rappresentante di istituto si andava. Ma eri l'unico allora? No, eravamo in 4 rappresentanti di istituto. Allora facevano tutti i rappresentanti di istituto. 600 rappresentanti e uno studente. Ho votato a furor di popolo. Stavamo andando a uno dei primi giorni di scuola. Sì. Eravamo un po' tristi, io e l'altro rappresentante, perché ci avevano cambiato il bidello numero 1, il bidello di riferimento gli era andare in pensione. Non mai cambiare bidello. Non si fa, quindi eravamo un po' così. Facevamo delle stradine di montagna, di campagna. Io ero col motorino, il sì, che andava piano, il sì faceva i 45 km/h. Sì, il mio no. Vabbè. E l'altro ragazzo che non voglio nominare, aveva già la macchina perché era stato buzzato e aveva la macchina, no? Non era rappresentante di istituto, era il preside, era un nonno vigile. Esatto. E in questa stradina di campagna che facevamo per arrivare a scuola non passavano mai macchine e quindi facevamo delle cose che non si fanno, tipo che lui si affiancava a me in motorino, tirava giù il finestrino, io mi attaccavo con la macchina col motorino alla macchina e io mi tirava un po' più veloce del certo, non si fa, è pericolosissimo. Questa cosa diede fastidio. Poi diventate come Pippo. Esatto. Non si fa. Diede fastidio ad una macchina che arrivava da dietro, che ci ha superati, si è fermata davanti a noi in questa strada stretta, era un argine. La signora che era a fianco del guidatore, quando io passo col motorino per superare a destra la macchina, apre la portiera e quindi mi sono da dentro a macchina praticamente. Sono cascato, sì, per dirci che questa cosa non si faceva. E secondo te vergere a uno che passa in motorino si fa? No. Insomma, grandi litigi, questa persona mi prende. Lei non sa chi sono io sono rappresentante di istituto. Aspetta, mi prende il casco, lo lancia giù per l'argine. E insomma, arriviamo tutti sconvolti a scuola. E chi era il bideo? No. Sì, quello che guidava la macchina. No! Assolutamente sì. Abbiamo cominciato un rapporto difficile, poi evoluto, e abbiamo brindato insieme comunque l'ultimo giorno di scuola dell'esame, ma si partiva maissimo. E questo è stato il mio inizio della quinta superiore. Però mi raccomando, non fate queste cose che sono pericolose. Quindi se volete avere una grande amicizia, aprite la porta a uno. Ma non è un bel messaggio da dare. E bottega e via il casco. No. Qui a Senz'altro Domenica su Radio Bella e Monella si parla di scuola. Siamo quasi alla fine del primo quadrimestre. Ci vengono in mente tanti bei ricordi, perché la scuola è bella quando è un ricordo. No? Esatto, bravo, soprattutto quando è un ricordo. Diciamolo. Ora voi a casa sapete tutti quanto io mi batta quotidianamente per portare la cultura in questa trasmissione. E sapete sapete anche quanto tutto questo sforzo sia inutile, perché è indirizzato soprattutto ai miei due esimi colleghi. Tanto esimio te io dico a qualcuno. Esimio è un come lascia stare. Comunque vi farò delle domande per capire se no, più che di cultura generale, se conoscete proprio alcuni termini della lingua italiana. Certo che li conosciamo. Ammettetemi. Appunto, a voi lo dico. Sapete davvero tipo cosa significa la parola ciancicare? È facile. Allora, parlare senza scandire bene, oppure masticare rumorosamente, oppure perdere tempo inutilmente, o camminare con scarpe bagnate. Allora, direi masticare rumorosamente.
Tu invece Marco? Io sono indeciso, però voglio dirne una diversa. Camminare con le scarpe bagnate. E invece è masticare rumorosamente. Ma lo sai perché? Perché in Veneto molti dicono paccioeare, che più o meno anche chiacchierare, ma anche esatto. masticare Infatti male. si dice, no, parlare anche senza scandire bene in qualche modo è un po', hai ciancicato, un po' ci sta. Poi invece la seconda con le scarpe bagnate. Quindi è giusto. Per adesso Pippo è in vantaggio. Attenzione, se qualcuno certo, infatti scherziamo. Se qualcuno ti dice che sei lombardo in senso figurato, naturalmente, cosa intende? Che hai una voce profonda, che sei lento nel comprendere, che sei avaro o che sei elegante. Lombardo. Questo è difficile, Forse avaro, direi. Hai una voce profonda. E invece è avaro, Pippo in vantaggio di 2 volte. Dalle maschere di carnevale. In realtà gli antichi banchieri lombardi, anche io pensavo che fosse quello che ho cercato, ma non è. Poi vediamo un po' cosa significa essere. A caso pensavo anch'io. Balanzone, Brighella, vabbè, cosa hai detto? Cosa significa essere solipsista? Ah, vabbè, dai. Crede che il mondo sia solo un'illusione, pensa solo ai propri interessi, crede in un destino predeterminato o ha difficoltà a comunicare con gli altri. Crede in un destino predeterminato. E io direi invece la A. Crede nel mondo sia un'illusione, invece no, e pensa solo ai propri interessi. L'ho sbagliata un qui po' apposta. 2-1 diamo un punto a Marco. Dai, allora, perché avevo sbagliato 2-0, io non so. E allora proviamo questa. Cosa? Ammetto la mia ignoranza. Al contrario di Pippo che tira a casa e indovina. Facciamo l'ultima. Quale di questa frase usa correttamente la parola cacasenno? Cacasenno. Mamma mia, che razza di cacasenno ho fatto stamattina. Oppure è un vero cacasenno, ha trovato una soluzione geniale al problema. Non fare il cacasenno, non conosci nemmeno la metà della storia. Ho comprato un cacasenno per decorare il giardino. Fammi vedere. Aspetta che veloci che il tempo sta per scadere. È un vero cacasenno, ha trovato una soluzione geniale al problema. Per me non fare il cacasenno, non conosci nemmeno la metà della storia. Risposta esatta. Pippo ti ha umiliato, Marco. Umiliato, vincitore di questo quiz. Pippo! Sei un cacasenno. E non te ne capito niente. No. Bentornati a Senz'altro Domenica, sempre in compagnia di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, sempre qui su Radio Bella e Monella. Nella prima ora, Pippo, abbiamo parlato di scuola, scuola. E poi dalla scuola il passaggio al lavoro è immediato, no? Insomma, immediato, sì. Perché c'è qualcosa di peggio della scuola, ragazzi. Che cosa? Poi si deve lavorare. Ah, sì. È anche questo, è vero. Quindi se pensate che la scuola sia terribile, cari studenti, aspettatevi il lavoro. Ma che tristezza. No, è bello, però diamo dei messaggi no, positivi. esatto, proviamo a dare anche dei consigli per il lavoro. No, infatti. Però diamo anche dei consigli per i lavori futuri. Bravo. Cioè, voi sapete quali sono i lavori del futuro? Qualcosa che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, secondo me. Sicuramente sì. Il primo è proprio esperti in intelligenza artificiale. Bene. Cioè, i maghi dell'intelligenza artificiale saranno i protagonisti assoluti del futuro, perché saranno coloro che avranno il compito di insegnare ai computer a pensare. Quindi per essere uno di loro servono delle skill, quindi programmazione, manca tanta pazienza, perché bisogna lavorare con una montagna di dati. Ma tanto c'è l'intelligenza artificiale, scusa che ma non c'entra, la devi educare. Poi ci sono i data scientist. Mica da addestrare l'intelligenza artificiale. Esatto. Poi c'è i data scientist, che sono praticamente la signora in giallo, il tenente Colombo, no? Il CSI dei dati. Cioè quindi una specie di detective che raccoglie dei numeri, li analizza e poi ci trova dentro dei segreti utili per le aziende, ad esempio. Chi muore? Non muore nessuno, ma è per dire, lascia stare. Allora, poi ci sono degli specialisti in cyber security, certo. perché in un mondo sempre più digitale, naturalmente, servono dei guardiani, bravo, della rete. Dei lucchetti digitali? No, servono più che altro delle persone che in qualche modo difendano i dati dagli hacker, dai virus. Bravo, gli hacker buoni. Ricordiamo che sono non sono i hacker. Allora, se un mondo digitale fosse una città in pericolo, loro sarebbero ad esempio gli Avengers, capisci? Ah, ok, non ho capito. Comunque dai. Poi ci sono gli ingegneri robotici, perché dovranno costruire anche dei robot che proteggono quindi delle macchine che semplificheranno la nostra vita, dalla fabbrica alla sala operatoria. E infine l'ultima professione sarà i professionisti del settore sanitario. Sì, perché medici, infermieri, specialisti vari saranno sempre in prima linea, no? Come su CSI. Medici in prima linea. Moiga. Quindi questo, capite? Questi sono i lavori per il futuro. Tipo l'orto
non farà nessuno. Ma non sono i lavori del futuro. Non sono i lavori del futuro. Cosa ne pensa l'assessore Ciano Contin di questi nuovi lavori? Ce l'abbiamo ancora qui. Guardi, è incredibile. Io quando che vado in giro per le scuole, no, domando sempre ai bambini: ma che lavoro fa tuo papà? E mi dicono cose che neanche capisco. Tipo il TikToker, youtuber, web designer. Domani sarà, cos'è che hai detto adesso? L'ingegnere robotico, il data scientist. Non si capisce più niente. No, una volta era diverso. Era più facile, domandavi: che lavoro fa tuo papà? Il falegname, il fabbro, l'operaio, il prete. Mamma mia, il tema dei lavori del futuro ha scatenato una serie di messaggi dai nostri ascoltatori che non vedo l'ora di ascoltare. No, io non vedo l'ora. Si trema, io guarda, ho l'impressione di conoscerli assolutamente per nome e cognome ormai, quelli che ci mandano i messaggi. Proviamo a sentire il primo, vediamo un po' se indovino. Salve, sono Saverio. Uno dei lavori che non scomparirà mai credo sia il poliziotto. Però mai contate che a volte che ho trovato i Ris de Parma in montagna perché avevano sparato la neve? No, vedi, cioè questo è il dramma dei nostri ascoltatori. È bellissimo, Saverio, queste freddure meravigliose. Grande Saverio, sentiamo se c'è qualcun altro. Ciao ragazzi, sono Vianeo da Mestre. Allora dico una cosa che riguarda gli studenti. Io li vedo alle fermate dell'autobus con sto freddo, senza calzini, con le caviglie fuori, le ragazze con la pancia tutta fuori, ma noi ha freddo. Cioè io a scuola andavo in motorino col passamontagna sotto il pigiama, praticamente sembrava un rapinatore appena alzato dal letto. Vestitevi! Appena alzato dal letto. Sì, è vero. Poi ha ragione Vianeo, dai via. Cioè, li vedo veramente scoperti. Ma c'è una scoperta che ho fatto anch'io. Ho scoperto che è entrato in radio un ascoltatore che si chiama Maci. No, guarda, però Maci, ragazzi, scusami. Io non so come hai fatto a passare la sicurezza. Avevamo chiesto a una persona qui fuori. Forse no, il campanello mica aperto. È così, questa è la cyber security. Vabbè dai, Maci, un po' meglio giù come funziona. Niente, io ho sentito i discorsi che stavate facendo. Stavate? Sì, passato stavate facendo. Certo. E volevo dire che volevo contestare il voto che mi era messo in matematica 6. Scusa, ancora a scuola, vai. No, che ho finito nel 2000. E lo contesti adesso? Ho dovuto preparare il discorso e prendere coraggio. Con calma, sì. Allora approfitto del mezzo radiofonico per accusare il mio professore di matematica. Avresti dovuto darmi 7 almeno, invece no. 6 mega rovina media. Sono uscito col minimo dalle superiori per colpa tua, carissimo professorone. Scusa, ma le altre materie come sono andate? Era tra geografia, storia, italiano, ginnastica, che avevo in totale 24 punti. E arriva qui di matematica a rovinarmi la media. Scusa Maci, ma io storia, italiano e ginnastica sono 4. Sì. 24 punti, diviso 4 fa 6. Che media te la rovina, scusa. Ho sbagliato a fare i conti. Appunto, tante cose hai sbagliato tu. Vabbè, soprattutto venire qui questa mattina. Vabbè, scusami, adesso vado via. Comunque complimenti, perché sei veramente l'unico duo che... Aspetta, quanti sei che sì? Aspetta che... Lascia stare. È giunto il momento qui a Radio Bella e Monella, senz'altro domenica, di commentare delle notizie fuori tempo, ovvero delle notizie, Marco, che... accadute in passato quando non esistevano i social ed era impossibile sparlarne. Beh, allora le commentiamo oggi. Le commentiamo noi. Era il 19 gennaio del 51 quando è nato il 13 a Totocalcio. La schedina. La schedina, bellissima. Sì, è nata. Allora, esisteva da prima la schedina, c'erano però 12 partite. Dal 51 sono arrivate le 13 partite, il famoso 13 a Totocalcio, sinonimo di successo, ricchezza, perché se uno faceva 13 al Totocalcio vinceva una grande cifra. Però dipendeva dalle domeniche, no? Sì, vero, mi ricordo anche dei 13 molto poveri. Invece, insomma, però nell'immaginario collettivo fare 13 era avere successo. Esatto, come dicono in Veneto, che mo c'è pa assisa, se diceva. Certo, è vero. Ma la domanda è: esiste ancora la schedina, ragazzi? Sì, secondo me sì. Bravi, esiste. Io ce ne accorgiamo. Sai che bazzi quei campi di calcio dei quadri a rete perché guardo le partite. Sì, esatto. Ho i miei papà di figli che giocano. Ho i miei papà di figli. Una definizione. Esattamente, si gioca online o nei locali di quella nota agenzia di scommesse dove si può andare a giocare. Ma io voglio fare una cosa oggi, voglio fare in diretta la schedina con voi delle partite di oggi. Bello, proviamo. Ci si può
può giocare anche oggi? Si può giocare anche oggi. Sì, è tutto online. Anche alla fine delle partite? No, prima delle partite, se no, vai. Partiamo con le partite, allora, vai. vi faremo sapere se riusciremo a vincere, ragazzi. Sapere. Al mio 3 dovete rispondere contemporaneamente 1x o 2. Siete pronti? Vai. Fiorentina-Torino. 1. Ok. Parma-Venezia. 2. Cagliari-Lecce. X. Verona-Lazio. 1. Dai, andiamo sulle squadre venete. Inter-Empoli. 1. Como-Udinese. X. Oh, ma si tanto convinti? Avete risposto sì. Allora giocheremo, ragazzi. Vi faremo sapere se vinceremo qualcosa. Chiaro che per giocare bisogna anche andare a puntare. Quindi adesso mi date i vostri 50 euro a testa. 50 sì, euro. Dopo mi aggiungo i mica. No, guarda, 50 euro. 50 euro per me è X. Per me è X doppio X. Cioè? No. Dopo il grandissimo successo riscosso dal nostro gioco che si chiama Cazzucentra, ancora se non lo sapete, Cazzucentra è una parola, Marco? È una parola di origine maori che significa non attinente. No, scusa, una volta già era berbera, un'altra volta babilonese, poi assira, adesso sei una parola maori. Incredibile, no? No, incredibile no. Non è credibile. Ma non è credibile, se la invento ogni volta. Cazzucentra è il gioco che potete fare anche voi da casa. Basta rispondere Cazzucentra quando sentite un qualcosa che non è pertinente. Buono, il senso è quello. Vai, proviamo. Maori ci fa capire. Oggi giocheremo con i telefilm sempre anni 90. Bello. Siamo fermi, ragazzi. Vi dirò una serie di personaggi di questi film, telefilm anni 90. Quando ne sentirete uno non attinente dovete dire che cosa. Cazzucentra. Bravissimo. Okay. Beverly Hills 90210. Vai. Brenda Walsh. Sì, c'era. Dylan McKay. Donna Martin. Donna Summer. Cazzucentra. Zuckerman. Mark Zuckerberg. Cazzucentra. Doppio Cazzucentra. Doppio Cazzucentra. Donna Summer, Mark Zuckerberg non erano Mark Zuckerberg. E a tua pronuncia in inglese. anni di studi. Questo fa capire quanti soldi si spendono inutilmente. Non pronuncia mai per Andrea Zuckerberg. Cioè, pensa a te. Vai con la prossima. Ole! John Hannibal Smith. Perla. Ie Baracus. Rupert Murdoch. Cazzucentra. Era solo Murdoch. Sì. Thomas Millian. Cazzucentra. Però posso dire che secondo me ci sarebbe stato benissimo Thomas Millian. Ermonnezza. Era Murdoch ma non Rupert, che è naturalmente il Vabbè, quello là va avanti. La Tata. La Tata. Certo che sì. Io adoravo un personaggio in particolare. Vedremo se c'è. Francesca Cacace. C'era. Maxwell Beverly Sheffield. Il maggiordomo Niles. Lui Niles era il mio preferito. Zia Ietta. Che Zia Ietta. Era la mia. Lo sceriffo Amo Stapper. Ma no, Cazzucentra. È l'ultimo, scusa, è l'ultimo. Cazzucentra, che per piacere. C'è stata un'incursione della signora in giallo. Sì, infatti. Bravi, siete in parità. Willy, il principe di Bel-Air. Vai con l'ultima. Will Smith. Beh, sì. Carlton Banks. Sì. Jets. Funky e Geoffrey Butler. Cazzucentra. Funky non c'entra niente. E questa puntata finisce in parità. In parità, non ha risposto neanche. Quanto tempo avete perso davanti alla TV, ragazzi? Ma quanto è bello. Quanto bello sono. Quanto bello. Ciao. Ragazzi, dopo la chiusa dell'intervento precedente ho capito che il mio problema non è con la lingua inglese, ma proprio con la lingua in generale. Anche questa domenica qui è Senz'altro Domenica, finalmente è arrivato il momento di fare cultura, ma nel vero senso della parola. Finalmente, se la parola è giusta. Esatto. Bravo, mi serve un po' di cultura. Ci sono tantissime opere letterarie che andrebbero lette, sì, perché leggere migliora le tue conoscenze, come coso lì, come quello della mela, come si chiamava? Bravi, migliora la com'era? Memoria. Bravo, e soprattutto migliora il livello di attenzione e di concentrazione. E quindi?
Di cosa stiamo parlando? Scusa. Andrebbero lette. Ma non sempre abbiamo il tempo di farlo. No. E quindi anche oggi arriva la rubrica Speedy Book, per chi per leggere non trova nella sua giornata neanche un book. E quindi cosa succede a Speedy Book? Noi commentiamo un'opera, cioè raccontiamo un'opera letteraria in pochissime righe. Okay. L'opera straordinaria di oggi è Il Conte di Montecristo di Dumas. Certo. Edmond Dantès è un giovane marinaio francese che ha tutto. Un lavoro promettente, un padre adorabile, una fidanzata bellissima, Mercedes, e quindi anche un'automobile di lusso contemporaneamente. Sì. Macchina. Insomma, come si diceva all'epoca, con la sua fortuna il messerveo conquistaressimo il mondo. Poi oggi cambiato in una piccolissima parte che non possiamo dire. Ma il karma non era d'accordo, infatti diceva karma. E infatti 3 tizi invidiosi decidono di incastrarlo con un crimine che non ha commesso, portare una lettera compromettente per Napoleone. Risultato, Edmond viene arrestato, lui prova a discolparsi dicendo ma secondo te, ho tutto, compreso una Mercedes, e faccio il postino di Napoleone, dai. Ma non gli credono e lo spediscono nella prigione più lugubre e isolata che ci sia, il castello d'If, protagonista in futuro di una puntata della stagione di AirB da Incubo. Sì, più o meno. Lì dentro Edmond passa 14 anni a lamentarsi. Esatto. Ma fa amicizia con un vecchio prigioniero della cella a fianco, il super saggio l'abate Faria, che non solo gli insegna tutto quello che c'è da sapere sulla vita, dalla filosofia alla finanza, perché la cultura è importante. Certo. Poi gli dice anche dove trovare un tesoro nascosto sull'isola di Montecristo, perché la cultura è importante, ma senza i skei. Esatto. Dopo una fuga spettacolare, Edmond trova il tesoro, diventa il plurimiliardario conte di Montecristo e inizia la sua vendetta. Distrugge la vita di chi lo ha tradito, di chi lo ha derubato, di chi cacciava anche a Mercedes. Come in tutti i sensi. Ma capisce in quel momento che la vendetta non lo rende felice. E alla fine si fa una nuova vita con una principessa. Così. Morale? Vendicarsi gratifica molto, ma un tesoro molto di più. Più. Ma curiosità, e a Mercedes che fine che ha fatto? Tra poco arriverà a dircelo un nostro amico, Franco, concessionario. Su Radio Bella e Monella, senz'altro domenica, si realizzano i vostri sogni, perché noi siamo alla ricerca dell'auto dei nostri sogni e abbiamo un ospite che può renderli realtà. Il signor Franco concessionario. Buongiorno a tutti ragazzi, grazie dell'invito. Anche questa settimana siamo pieni di perdibili occasioni. Imperdibili. Non queste. Ok. Ragazzi, perché spendere migliaia di euro subito per una macchina nuova quando puoi comprarla con poco o niente e spenderli mensilmente in riparazioni continue? Ma scusa, non mi pare una gran pubblicità, signor Franco. Ma sentiamole queste occasioni della settimana. Allora, Fiat Ulisse reimmatricolata, già immatricolata presso la terra dei ciclopi, l'isola della Maga Circe, la terra delle sirene e infine presso l'isola dei Feacci. Inizia anche tu il tuo viaggio. In omaggio per te 2 gomitoli di lana da consegnare a tua moglie in attesa del ritorno. Interessante. Mi pare interessato, ma vabbè. Daewoo Mattis con motore fuso, cruscotto fuso dal sole, sedili fusi, sospensioni fuse, un'auto che è una bomba. È stata di sicuro per essere ridotta così, deve essere sicuramente una bomba. Però compreso nel prezzo un'albero magica, profumo di mango e papaya. Beh. Costo della Mattis 3,99 €, giusto papagame l'albero magica. Ok. Dopo comunque se mettiamo d'accordo. Certo. Altra perdibile occasione della settimana, Ford Escort. Prezzo della Escort? Là bisogna trattare un po' sul prezzo. Se ci vai tante volte riesci anche a spuntare un prezzo migliore. No, scusi, ma stiamo parlando sempre di auto. Vieni a trovarci, concessionario. Ma risponda. Sto portando a imparare il mestiere anche mio nipotino Henry, chiamato così in onore di Henry Ford, colui che ha inventato la Ford. Certo, bel nome, d'altronde sono appassionato di auto, ci sta. Sì, mio fratello per esempio come figlia Moana e Rocco, non ti dico qual era la sua passione. Immaginiamo. Senta, comunque facciamo un saluto al piccolo Henry. Sì, ha iniziato l'asilo da poco, povero, ha un sacco di graffi, ma nulla che un po' di pasta abrasiva non possa sistemare. Come? Perché la pasta abrasiva al bambino? Chiudo col mio slogan: l'auto dei tuoi sogni ti sta aspettando? Continua a farla aspettare acquistando una delle nostre. Ma non è una gran pubblicità. Grazie signor Franco concessionario. Senz'altro domenica è già finita, ragazzi. Siamo giunti alla anche fine questa anche puntata oggi. è volata via. Volano le domeniche, siamo già a metà gennaio e la prossima puntata torneremo sempre dalle 10 alle 12 qui su Radio Bella e Monella col nostro Senz'altro Domenica. Esatto, ci piace sempre concludere con una citazione ed essendo domenica oggi vogliamo farne una che parla del riposo, della gioia di fermarsi la domenica ed è del grandissimo Alberto Sordi. Wow!
La pennica è sacra, 1 ora e mezza a letto ogni giorno dopo pranzo. Sto disteso e godo nel sentire i clacson in lontananza. Quelli della gente che sta in macchina, in coda, suda, si affanna. Io ridacchio fra me e me e penso, mando annate. Grande Alberto. Un saluto al grande Alberto Sordi e un saluto a tutti voi. Buona domenica e ci sentiamo domenica prossima qui a Senz'altro Domenica!